Sono state consegnate nei giorni scorsi ai legittimi proprietari le chiavi dei primi 8 mini alloggi per anziani ricavati all'interno dell'ex ospedale di Lendinara, realizzati dal Comune in collaborazione con l'Ater di Rovigo grazie a finanziamenti regionali. Determinante per la conclusione dei lavori è stato anche il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ha permesso l'installazione delle cucine a servizio di ogni alloggio. Gli alloggi sono stati ricavati in una struttura innovativa che spicca per i sistemi ausiliari efficienti di soccorso, di allarme e di domotica, che faranno sicuramente fare un grosso salto di qualità alla vita di chi li andrà ad abitare e non nasconde l'emozione. Sì, io sono un po' emozionata questa mattina. Qui mi trovo meglio perché siamo a piano terra, di più comodo, sono contenta perché sono vicino a tutto. Nella ristrutturazione dell'ex ospedale sono stati ricavati 24 alloggi fra i 45 e i 75 metri quadrati, composti di una sala con angolo cottura, camera da letto matrimoniale, disimpegno e bagno, predisposti per ospitare 2 o 3 persone. Gli appartamenti sono suddivisi su 3 piani, ciascuno dotato di sale comuni, mentre al piano terra si aggiungeranno servizi comuni come un bar, un negozio ed una sala civica. Sì, fra l'altro è un salto di qualità, che prima c'era la distanza, a parte i vantaggi dell'aria aperta, meno rumore, però quando si alza d'età si ha bisogno anche di avere dei vantaggi vicino ai commercianti, vicino alle persone, vicino all'edicola, vicino al panificio. Praticamente si cambia vita in senso migliorativo, ecco. Dal 1 marzo gli 8 mini alloggi consegnati saranno occupati da un primo gruppo di 10 inquilini, in attesa che si chiuda il bando di assegnazione per i rimanenti mini alloggi, riaperto fino al 15 marzo. E intanto c'è già chi fantastica su come soluzioni simili potrebbero essere rivolte anche ad altre fasce di utenti, prime fra tutti i giovani.